Sono 4 gli indagati per omicidio colposo plurimo di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un operatore della Sores e 3 vigili del fuoco, che sono le figure che hanno gestito la tempistica e la modalità degli interventi. Quel giorno Patrizia Cormos contattò il 112 per chiedere l'intervento dei soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, il 112 smistò la chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco, dove i 3 operatori indagati, dopo aver parlato con la ragazza, chiesero alla centrale Sores l'intervento dell'elicottero. Tutto ruoterebbe sulle tempistiche di intervento del mezzo aereo richiesto dalla Sores. Sembrerebbe che la decisione di far alzare in volo l'elicottero Drago da Venezia sia stata presa perché l'elisoccorso del 118 in quel momento era già impegnato in un altro intervento. Purtroppo l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco arrivò sul posto quando era ormai troppo tardi. I 4 indagati sono stati raggiunti da un invito a comparire in procura per essere interrogati. I legali Maurizio Miculan e Stefano Buonocore, rispettivamente difensori dell'operatore della Sores e di 2 dei Vigili del Fuoco indagati, annunciano che i loro assistiti non si presenteranno all'interrogatorio e tutto sarà rimandato alla fase successiva alla chiusura delle indagini, quando gli avvocati potranno accedere agli atti del fascicolo e agli elementi in mano alla procura che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati. Al momento sembrerebbe tutto basato sulle registrazioni delle telefonate intercorse tra Patrizia Cormos e i soccorritori nelle sale operative e sulla relazione dei carabinieri. La chiusura delle indagini sarebbe imminente, considerato che gli indagati sono stati invitati a comparire entro questa settimana e che la convocazione degli stessi, di solito, è un passaggio che anticipa di poco la chiusura delle indagini e il passaggio alla fase successiva.